Il vino è sempre stata una delle risorse economiche più importanti per la Sicilia. A partire dalla metà degli anni '70 dell'Ottocento, la fillossera, un'afide che mangia le radici, distrugge la maggior parte dei vigneti, provocando una gravissima crisi. Scene di vendemmia nei palmenti e nelle cantine di Sicilia. Questi sono i libri. Queste sono le foglie distrutte dal parassite. L'inutile trattamento antifillosserico con il solfuro di carbonio. La progressione della fillossera in Europa. Nel 1865 arrivò in Francia, nel 1879-1883 nell'arco subalpino italiano, nel 1880-1890 arrivò a Messina e a Caltanissetta, e nel 1892-1898 a Trapani, Alcamo e Marsala. Queste sono le principali forme di fillossera. Sono tutti quelli che hanno collaborato. Molti lavoratori, sia stagionali che a tempo pieno, partirono dalle zone agrumetate della Sicilia in corrispondenza delle ricorrenti crisi di commercializzazione dell'agrume fresco e dei suoi derivati. Questa è la produzione di agrumi siciliani, mandarini, arance e limoni. La prima fase del ciclo di produzione è raccolta e immagazzinamento degli agrumi. Seconda fase del ciclo di produzione, impacchettamento e spedizione. Pubblicitari per l'esportazione. Le crisi commerciali di commercializzazione degli agrumi e dei derivati agrumari, citrato di calcio. Prima crisi, concorrenza spagnola e californiana. Seconda crisi, le fabbriche dell'Europa centrale cessano di utilizzare il costoso citrato di calcio per produrre acido citrico e spostano la produzione verso il più conveniente acido tartarico. Terza crisi, chiusura delle frontiere a causa della Prima Guerra Mondiale. Fiammiferi, come li chiamate? Questa qua invece è una montagna che ci sono delle pietre bianche, tipo sale, uguale, però sono delle pietre che servono per costruire, è una pietra